Il sipario del Goldoni di Venezia si è alzato su una nuova stagione che coincide col 40° anniversario di riapertura dello storico teatro e che lo Stabile del Veneto ha voluto dedicare a Cesare De Michelis. Docente, editore, studioso, appassionato di musica, storia e architettura, esperto del Settecento veneziano con particolare attenzione al teatro e proprio a Goldoni, Cesare De Michelis, scomparso poco più di un anno fa, è stata una figura di primo piano della cultura veneziana. A rendergli omaggio sul palco il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e Michele Zuin, assessore al bilancio del Comune di Venezia. Con loro Emanuela Bassetti, presidente della Marsilio e vedova di De Michelis. Quella che si è aperta col ritorno sul palcoscenico veneziano di Marco Paolini è una stagione contrassegnata dall'ingresso del Teatro Comunale Mario del Monaco nel Teatro Stabile del Veneto e dai numeri dell'ultimo anno. Più 10% di spettatori rispetto alla stagione 2017-2018 e un aumento delle serate da tutto esaurito, 47, più 50% rispetto alla precedente stagione. Abbiamo aumentato mi pare 200% l'afflusso di denari che vengono dai privati. Questo vuol dire che abbiamo quasi 250.000 euro in più da mettere in produzione. Questa produzione ci rende più capaci di andare ancora di più sul mercato e di chiedere ai veneti fiducia.